Uno, due, tre. Tu mi devi sempre inquadrare la parte destra prima che entriamo in diretta, hai capito? Amici di Scratch, benvenuti, insomma, perché la parte sinistra non è che mi piace molto. Allora, puntatona oggi, abbiamo inaugurato con Asiago la prima tappa di questo trofeo Triveneto di ciclocross, facente parte anche del Giro d'Italia del ciclocross, quindi maglia rosa, maglia gialla che la vediamo nel nostro manichino, insomma una overture a tutti gli effetti prestigiosa, con tanti iscritti e tanta bella gente. Poi dopo chiaramente anche la RAI ha dato il suo contributo di mezz'ora, la cosa non guasta per il movimento. Ne parleremo con chi? Con un personaggio fantastico, dopo di lui la nebbia. Abbiamo con noi Daniele Pontoni, grazie per essere con noi. Ciao, Daniele. buonasera a tutti. Poi abbiamo anche Marco Zontone, Buia, quindi sarà settimana prossima sugli scudi, e poi Giorgio Stocchero che ci dirà qualcosa su 9, su una bella cosa, una bella iniziativa con la comunità di San Patrignano, e poi ne parleremo in chiusura. Allora Daniele, hai visto tu che è partito questo ciclocross, insomma con Croce Delizia, sempre grandi problematiche perché chiaramente soffre un po', diciamo così, un po' la Cenerentola per quanto riguarda i danè, però come movimento è in salute. Abbiamo visto bene, insomma, qua ad Asiago, tantissima gente. Credo che i numeri siano ancora dalla parte di questa specialità, soprattutto tra le categorie giovanili. È chiaro che adesso allestire anche una manifestazione importante, piccola o grande che sia, ci sono dei problemi per gli organizzatori, tutti hanno dei problemi economici, quindi vanno a ripercuotersi un po' dappertutto e anche sulle gare. Comunque credo che finché ci siamo, finché il ciclocross rimane, il trofeo rimane, quella è la cosa più importante. Marco Zontone, voi siete già pronti con Buia, settimana prossima, anzi questa domenica, già scendete in pista, però il sabato c'è una prefazione, sabato... una vernice particolare. Esatto, innanzitutto vorrei riallacciarmi al discorso di Daniele e ringraziare in particolare l'amministrazione comunale e il sindaco in particolare che quest'anno ci dà la possibilità di organizzare questa gara che appunto farà parte del trofeo Triveneto, che sarà la seconda prova del Giro d'Italia, in più sarà un internazionale C2. Perché proprio loro? Perché senza il loro aiuto quest'anno non saremmo riusciti ad allestire la corsa. Gli sponsor quest'anno sono veramente presi male e quindi dobbiamo veramente ringraziare il comune per questa grossa mano che ci dà. Come dicevi tu, il sabato organizzeremo questa gara per bambini che fa parte del trofeo Junior Cross. Che cos'è? È un circuito dove noi facciamo 9 prove in Friuli e in queste prove praticamente facciamo promozione sul ciclocross a livello giovanissimi. In media abbiamo quasi 200 partenti, consideriamo 3 anni fa avevamo 70 ragazzini, adesso siamo oltre 200, quindi è una cosa che noi anche come teatro regionale teniamo molto a incentivare. Allora, hai visto ad Asiago i G6 iniziano senza chiaramente quell'agonismo che è giusto che ci sia nelle categorie superiori e insomma lì cominciano i primi passi. Voi mi pare che non sia aperto, cioè si è aperto un po' a tutte, non bisogna essere iscritti alla Federazione Ciclistica Italiana per poter partecipare, è una sorta di gioco. Diciamo è un gioco, il sabato appunto ci sarà questa manifestazione divisa tra tesserati e non tesserati e quindi ci saranno le batterie dei ragazzini che già hanno fatto l'attività su strada o l'attività di fuoristrada con la federazione ed in più ci saranno i ragazzini del paese, dei paesi limitrofi e sarà proprio una festa perché avremo anche i giochi gonfiabili, la sera lanceremo in aria delle lanterne cinesi come buon auspicio di inizio scuola e di fine stagione ciclistica. Sarà una festa, poi avremo un DJ, il sabato sera verrà fatta una festa, sarà un evento. Ecco. Sarà un evento, noi ci saremo. Daniele, tu sei stato nell'Olimpo dei Big, 2 volte campione del mondo, 2 altre te le sei fatte fregare, insomma, sei stato veramente un grande. Dall'alto dei Big vedere che il ciclocross in Italia soffre evidentemente la parte pecuniaria perché non ci sono grossi interessi, però è grazie a sta gente qua che comunque il movimento vive in maniera pimpante.
È commovente anche. È chiaro, sicuramente deve avere la passione degli organizzatori, la passione di chi va a correre e delle famiglie che sono trainate dietro. Chiaro, mancando magari un punto di riferimento, l'atleta di spessore tendi un po' anche, sai, questa specialità qui vive di questo, l'atleta magari di spessore trascina anche il pubblico, però ripeto, con questi numeri e con gli appassionati si può far fronte, diciamo, a questa inferiorità rispetto ai paesi del nord dove il ciclocross è specialità. Quindi, come il calcio da noi. Sì, esattamente, come il calcio. In Belgio vai alle corse, dico Belgio, Olanda, ma comunque anche in Repubblica Ceca dove 10.000 spettatori sono, diciamo, il pane quotidiano, ma proprio anche durante la settimana le famiglie pagano il biglietto d'ingresso, quindi quello è la normalità, come una partita di calcio qua, là è una gara di ciclocross. Tra poco manderemo la prima gara a esordienti di Asiago. Una nota curiosa è che lo scorso anno, più o meno di questi periodi, ad Asiago c'erano 60-70 cm di neve e 32 gradi, insomma, non pare un ciclocross. A Buia cosa preferireste? Per il pubblico sicuramente il bel tempo, sì. E per gli atleti probabilmente anche per lo spessore tecnico un po' d'acqua sicuramente non guasta. Domani hanno messo pioggia, quindi potrebbe esserci tutte e due le combinazioni, quindi ve lo terreno pesante anche. E poi 2 giorni di sole sarebbe l'ideale. Sarebbe l'ideale, immagino anche io. E insomma, Giorgio Stocchero, noi siamo stati in comunità San Patrignano la settimana scorsa, abbiamo fatto un bel servizio a o bianco o nero. Ecco, lo sport, specie il ciclocross, quando io sento numeri di questa proporzione, 200 ragazzini, vuol dire che lo sport può essere veramente la chiave di volta per poter consegnare poi dei giovani meno sconvolti. Esatto, in effetti a 9 è prevista per domenica 9 ottobre una partita di pallavolo con il gruppo di volley 9 contro il San Patrignano Trentino Volley. E questi sono dei ragazzi che hanno avuto dei problemi, che abbiamo conosciuto certo. Venerdì scorso. Anzi, ti ringrazio del servizio che hai fatto, che è stato bellissimo, e invito chi ci sta ascoltando ad andarlo a vedere in internet, diciamo, perché visto che lo certo. Pubblichi anche in quella... Certo, quindi vuol dire che mutualizza molto lo sport. Noi cerchiamo sempre di spingere i ragazzi a fare sport, perché comunque, Daniele, insomma, le cose a livello giovanile non è che stanno funzionando molto. Io vedo sempre i bar pieni e poca gente che ha voglia di fare sport. Io credo che se tu hai 56-60 anni, scherzo, sei giovanissimo, sei del 66, hai un fisico integro, non credo che se hai una vita adolescenziale con alcol che puoi giocartela, insomma, in maniera positiva quando poi hai una certa età. Sì, beh, ma non vanno molto d'accordo alcol e bici, è chiaro. Questo anche è un altro fattore molto, molto importante, e diamo una mano anche al sociale per questo, anche perché prendere questi ragazzi e fargli capire che passare un sabato sera, una serata al bar, forse può essere bello per qualche volta, ma poi ne va della loro salute e per il loro futuro, quindi portare questi ragazzini a fare qualsiasi tipo di sport, il ciclismo va bene, ma anche qualsiasi altro tipo di sport, credo ne vada della loro salute e anche, diciamo, per chi viene dopo di loro. Benissimo, noi partiamo con la prima tranche di gare con gli esordienti ad Asiago. Appuntamento con la prima tappa di questo trofeo Triveneto di ciclocross, dove il via lo dà Giacomo Salvador ad Asiago. Primo appuntamento, una nota curiosa, 32 gradi lo scorso anno, a quest'epoca più o meno, c'erano circa 70-80 centimetri di neve, quindi un'analogia veramente incredibile, ma certo una differenza di temperatura incredibile. Noi abbiamo qui con noi anche lo speaker ufficiale di tutte le tappe, Roldano Brion. Grazie Roldano per essere con noi. Si diceva lo scorso anno -0, -1, 32 gradi oggi per questa gara di ciclocross, e vediamo con gli esordienti donne e maschi, quindi sembra quasi una mountain bike. Sì, infatti martedì scorso, 2 giorni dopo questa gara, era corsa nella classica Coppa Città di San Daniele, gara per Elite Under 23 in linea, ho trovato Rafael Visinelli, un grande del ciclocross, gli ho chiesto
a proposito di questo circuito, di questo tracciato, e mi ha detto un tracciato, infatti si è visto anche dalle immagini, un tracciato molto scorrevole che permetteva ai corridori, anche ai meno preparati, ai meno esperti, di correre in gruppo, quindi sono stati avvantaggiati i meno esperti di questa disciplina. Qui la scia conta, la vedremo poi dopo nelle categorie superiori, chiaramente, dove è chiaro che la vivacità e le alchimie tattiche e tecniche contano maggiormente, mentre per quanto riguarda la categoria esordienti, insomma pronti e via, sono gare abbastanza, diciamo così, a tema singola, cioè qua non ci sono le alchimie della scia di stare dietro, qua chi ne ha va via, insomma. Comunque ha vinto il migliore, ha vinto Bassani, ricordiamo campione italiano l'anno scorso alle Capannelle a Roma, quindi è stata una gara che ha rispecchiato un po' le caratteristiche del ciclocross. Questa è una famiglia d'arte, Bassani, intanto vediamo alcune delle atlete che bene che hanno interpretato questa prima fase di ciclocross, abbiamo visto proprio la Gnemmi Jessica, ma delle donne abbiamo la Dalmagro, la Camatta, poi abbiamo la Marturano, la Pollicini, la Bondavalli, Bez, Brugnetti, Macor, Gnemmi, Bellante e Cauz Silvia del gruppo sportivo Mosole. Ricordiamo che poi dopo ci sarà altre tappe, chiaramente ci saranno altre tappe, la prossima sarà a Buia, anche questa è una gara nazionale, valevole anche per il Giro d'Italia del ciclocross, sotto la regia attenta di Fausto Scotti, ma ne avremo tantissime verso l'Iride a Mareno di Piave, ma man mano che faremo le cronache e tra studio e cronaca presenteremo tutte quelle che sono, tutto quello che è il calendario, un calendario nutrito, dove possiamo veramente vedere le interpreti, come in questo caso la vediamo, è la Brugnetti Alessia, questa è una ragazza della Sorisolese scuola di ciclismo, ecco fa bene anche a quest'età praticare il ciclocross, Roldano. Allora, tornando sempre alla gara di San Daniele, gara in linea di martedì scorso, ho parlato con Olivano Locatelli, uno dei massimi esperti del ciclismo, parlavamo di Fabio Aru, e Locatelli diceva appunto che sicuramente i risultati che sta facendo ora Aru, 7 vittorie in questa stagione con i 2 giri a tappe Val d'Osta e Valli Cunesi, grazie proprio al ciclocross che pratica Aru. Benissimo, siamo già all'arrivo con Michele Bassani della Postumio 73 di Oliviero al primo posto, De Bellis Davide della ciclistica buiese al secondo, Zecchi Matteo al terzo posto. Per quanto riguarda le donne abbiamo Silvia Pollicini al primo posto, si classifica seconda Alessia Dalmagro e Camatta Ludovica al terzo della Industrial Forniture Moro Viotto. Quindi parlavi di Aru, l'ultima vittoria proprio in concomitanza con questa gara è stata con il Memorial di Thomas Casarotto, quindi a Poleo, e quindi oltre ad aver vinto la Bassano Montegrappa, questo è un atleta tutto tondo, è un peccato forse non vederlo nelle gare di ciclocross, ma questa tematica la affronteremo più tardi in occasione della seconda trancia, quindi tra poco gli allievi, adesso di nuovo in studio e poi seconda parte di questo ciclocross. Silvia Pollicini e Michele Bassani, prima vittoria e soprattutto indossate la maglia del trofeo Triveni. Sì, è stato molto entusiasmante, non mi sentivo più le gambe alla fine, non ci potevo credere, perché siamo state in 2 fino alla fine, ci continuavamo a fare scatti e agli ultimi giri abbiamo deciso di fare andatura sostenuta e poi alla fine sono arrivata io. E invece Michele indossa come esordiente la prima maglia, insomma fratello d'arte, in casa tua tutti quanti avete praticato il ciclocross? Ma sì, dopo il mio fratello volevo iniziare una stagione 2011 molto dura e prendere la maglia del Giro d'Italia. La gara era molto veloce e non pensavo di fare questa selezione, ma meglio così. Bene, a noi ci piace che poi dopo le interviste vadano anche ai ragazzini, cioè questi sono esordienti 12-13 anni, perché sono veramente degli eroi. Guardate che non è giusto neanche parlare di atti eroici in questa società, però purtroppo stanno diventando sempre più mosche bianche coloro che si comportano bene, nel senso che hanno piacere di praticare sport, di vivere una vita in salute. È quasi anacronistico, no? Perché dovrebbe essere normale questo, invece ormai la normalità pare che sia tutt'altro e noi continuiamo a dire che bisognerebbe spendere molto di più, noi quello che possiamo fare lo facciamo ben volentieri, però perché secondo te ti sei mai dato una risposta come mai, specie nell'ultimo periodo, ci sia un distacco così profondo dallo sport nei riguardi dei giovani? Ma probabilmente anche il mondo che ci circonda è la società che porta a questo. Ci allacciamo al discorso di prima. Probabilmente adesso, sai, vengono bruciate anche tutte le tappe
Io faccio un paragone, credo che quando noi eravamo giovani cambiavi ogni 20 anni il modo di vivere, adesso credo che lo cambino ogni 5, quindi è tutto portato più velocemente. Comunque credo che i ragazzini che lo fanno lo sport, avranno poi una risposta andando avanti con la loro vita e ne trarranno giovamento. Questo è sicuro. Io ti dico, ho cominciato adesso, è 2 anni che ho cominciato a lavorare con loro, a lavorare fra virgolette, perché è 2 estati che faccio i camp proprio in bici, con le bici da fuoristrada. Cioè facci capire che la gente da casa non lo so, Daniele Pontoni, campione del mondo, ha smesso di andare in bicicletta, però fa qualcosa che è diciamo molto vicino alla natura ancora, occupandosi di cosa, per la precisione? Mi occupo appunto di questi camp estivi per i ragazzini, diciamo, prima erano conosciuti solo più per il calcio o magari per il basket, adesso abbiamo cominciato a farli anche sul ciclismo fuori strada, cerchiamo di tenere questa settimana qui con i bambini, sempre ci avviciniamo a loro in modo di gioco e come gioco. Metà giornata viene dedicata alla bicicletta, altra metà giornata a tutti gli altri vari tipi di sport e di giochi. Insomma. Sì, quindi un po' anche per portare, diciamo, gente che fa meno sport, oppure ragazzini che non fanno il ciclismo, cerchiamo di portarli nel nostro campo. Abbiamo tra l'altro anche rilevato un'attività, l'ex colonia Monteprat, appunto per questo. Io, come ha fatto prima Marco, visto che non ho l'opportunità stasera di parlarne, ringrazio anche l'amministrazione comunale di Forgaria che ci ha aiutato e inviato per questa nuova attività, e credo che anche collaborando con la squadra di Marco, con la James, abbiamo fatto i numeri che lui prima ha detto in Friuli, e credo che siamo da questa parte del Friuli, pur essendo una regione piccolina, da insegnare a molte altre. Ecco, piccolino, una regione di quelle che sanno tirarsi sulle maniche, il Friuli, voglio dire, non è proprio. Voi avete subito un terremoto devastante e da là comunque non avete pianto, e oggi siete leader, penso, una tra le regioni più importanti d'Italia, Marco, se non sbaglio, e anche come volontà di fare le cose. Io sono nato 15 giorni dopo il terremoto, quindi non è che abbia ricordi molto... Per fortuna. Ecco, per fortuna, però sicuramente quello che mi hanno raccontato è quello che si sente raccontare dalle persone che l'hanno vissuto. Sicuramente i friulani hanno imparato, come dici tu, a tirarsi sulle maniche e a continuare. Ecco, voi a Buia, prima si parlava di un certo Fabio Aru che sta vincendo molto, ed è un ciclocrossista questo. Ecco, c'è la speranza che rimanga nel ciclocross, oppure come Malacarne, come Trentin, tanti altri, poi prenderanno il volo della strada, perché là evidentemente c'è più possibilità, oppure pensi che Aru possa continuare ed avere una splendida carriera, come ci auguriamo, come quella di Pontoni? Io penso che il bello del ciclocross e del ciclismo in generale è che non si chiude le porte a nessuno, quindi anche i vari Trentin, che adesso è passato professionista, fino all'anno scorso ha partecipato al Trofeo Triveneto, a tutte le gare internazionali, è stato in Coppa del Mondo, quindi non si può mai dire mai. Cioè, il ciclismo è bello perché uno può scegliersi le sue strade e poi indovinare oppure no. Però comunque... un big nel ciclocross servirebbe al movimento italiano, Daniele? Sì, un big, l'ho detto anche prima, fa da traino. Noi come Italia siamo andati a momenti, appunto, quando ci sono stati i big, prima c'è stato Longo, poi c'è stato Ditano, poi ci sono stato io con Bramati, quindi quelli sono stati, diciamo, le punte degli iceberg del nostro settore, della nostra attività. E ricollegandomi a questo che hai detto, io credo che facciano anche bene magari vari Aru, Malacarne, o come ha fatto anche Franzoia, provare anche l'esperienza su strada. Tanto poi credo che l'attività del ciclocross, se sei integro, vediamo che a 40 anni corri ancora, Van der Poel ha smesso di correre a 40 anni, De Klerk uguale, io ho smesso a 40, quindi si era competitivi. Quindi credo che diciamo che il ciclocross ti perdona anche
un momento di pausa, poi puoi rientrare alla grande. Secondo me c'è tutto il tempo, uno ha la possibilità di fare tutte le sue esperienze e provare a misurarsi nelle varie specialità, quindi c'è sempre tempo per ritornare. Bene, detto da te ci conforta molto comunque. Adesso andiamo con la categoria allievi, che era la seconda tranche di gare, ad Asiago, bellissima giornata come avete potuto anche notare, e tanta gente che prendeva il sole, incredibile. Seconda gara di giornata, allievi donne e uomini primo e secondo anno, abbiamo visto in primo piano Franzolin, questo ragazzo tremendo, pensate fino a settimana scorsa aveva un gesso al braccio, oggi è qui pronto a partire, quindi vuol dire che la passione è talmente tanta, ma poi le alchimie del ciclocross funzionano veramente alla grande. Prima caduta di giornata, così inauguriamo in maniera molto semplice una caduta banalissima, senza nessuna conseguenza, quindi bene così. E questo è il tratto di strada, diciamo così, in asfaltata, che imprime delle velocità veramente considerevoli. Anche qua una piccola sbandata, niente di che, e quindi si riparte per questa che è la categoria allievi primo e secondo anno nelle due diverse categorie, cioè vale a dire donne e maschi. Si parlava, gli allievi come gli esordienti fanno gran festa e sono un gran numero. Speriamo che quest'anno nel ciclocross che conta, diciamo quello degli elite e degli under, ci possa essere la partecipazione di qualche bel nome. Sì, parlavamo prima di Fabio Aru, ho parlato l'altro giorno con lui, adesso torna nella sua Sardegna, Villa Cidro, un po' di riposo e poi sicuramente tornerà nel ciclocross. Come ritornerà Zurlo, altro grosso nome del ciclocross, farà 2 mesi lui di riposo, però ritornerà alla grande in vista degli appuntamenti che contano. E queste sono bellissime notizie che ci dai, anche perché sono due fenomeni, uno ricordiamo un under, ma oltretutto giovanissimo perché mi pare che abbia soltanto che 21 anni, mentre uno Zurlo juniores al secondo anno potrebbe essere veramente qualcosa che dà e imprime un certo fascino. Sì, il Zurlo corre con il postumi a 73 di Oliviero, che ha vinto prima con Bassani, quindi è una buona scuola anche di ciclocross, perché ricordiamo ha vinto il campionato italiano un certo Oscar Gatto del ciclocross e adesso sappiamo che corridore è. Zurlo da 4 anni consecutivi, che veste la maglia tricolore, adesso c'è Bassani, quindi complimenti. Bene, adesso abbiamo visto anche un'immagine poco fa di una donna che prendeva, una ragazza splendida tra le altre cose, ma che prendeva il sole, qui la dice lunga, sulla temperatura che ha offerto Asiagot, più di oltre 30 gradi, incredibile, anche un terreno molto polveroso. Intanto vediamo le pedalate che in pratica si susseguono in questo tracciato meraviglioso che vedeva Asiago protagonista. Qua vediamo un Giulio Franzolin in grande spolvero che sta andando veramente alla grande, sta imprimendo grandissimi ritmi. Abbiamo visto la maglia tricolore, quella di Manuel Todoro, maglia conquistata a Roma ai primi di gennaio, mentre Franzolin, che lui ha vestito la maglia tricolore l'anno scorso a Milano. Quindi una bella gara, oltretutto se Giulio Franzolin ha voluto togliersi il gesso vuol dire che non è tanto tranquillo e punta alla maglia. Ricordiamo che in queste gare allievi primo e secondo anno veste la maglia chi vince, può essere un allievo di secondo anno o primo anno, ma c'è una sola maglia di vestizione, sia per le donne che per gli uomini. Sì, c'è una classifica unica. Adesso andiamo ancora con la cronaca di questa bella gara per allievi. Intanto vediamo il tracciato veramente strepitoso, ben disegnato dagli organizzatori. Bisogna fare un monumento sempre a Giacomo Salvador, mentre adesso vediamo che è proprio Giulio Franzolin che sopravanza un altro atleta, quindi mi pare che abbia sopravanzato proprio Teti Antonio della Bruscianese Cicli, quindi ancora il numero 57 all'inseguimento. Si tratta di Andreatta Lucca e quindi queste sono un po' le prime posizioni fino a questo punto. Ancora una bella inquadratura per questa ragazza, insomma, voglio dire, se il buongiorno si vede al mattino, io credo che come partenza questo ciclocross insomma abbia fatto grandi cose. Intanto vediamo proprio la vittoria esagerata di Giulio Franzolin, il quale in surplus vince su Pellizzon Moreno, quindi anche lui allievo al secondo anno, e Luca Andreatta al terzo posto. Per quanto invece riguarda le femminucce, abbiamo la Chiara Teocchi al primo posto dell'Activi Bianchi, poi abbiamo Sofia Beggin della Scuola Ciclismo Vo e Sara Girardi al terzo posto del gruppo sportivo Mosole. Tanto abbiamo visto adesso proprio il campione italiano che diceva proprio prima il nostro Roldano Brion, insomma una bella gara questa. Adesso si va ad archiviare e poi passiamo con altre gare, ma di nuovo in studio per i commenti.
Chiara Teocchi, una bella volata, insomma, si inaugura bene questo trofeo Triveneto. Sì, insomma, è partito una bella vittoria, non pensavo, insomma, la forma, non pensavo fosse così pronta, però sono felice. Hai avuto qualche difficoltà? Sì, al primo giro mi si è scollato il tubolare davanti, ho fatto come quasi metà percorso con il tubolare scollato, poi ho fatto il cambio bici, ero un po' indietro, però poi sono riuscita a recuperare. Giulio Franzolin, allora quest'anno, secondo anno come allievo, già ti sei imposto alla stragrande. Sì, dai, sono riuscito a fare bene, non pensavo neanche prima della partenza perché mi sono levato il gesso da 4 giorni al polso che ero stato ingessato per una caduta. E quindi pensavo un po' di difendermi, dopo mi sono trovato lì davanti, ho provato a allungare un po', a vedere gli avversari. Quando eravamo rimasti con un gruppo da 3 ho visto che il percorso era un po' troppo difficile per staccarli e ho provato a aspettare l'ultimo giro che Pellizzon ha provato a anticipare nell'ultimo pezzo del giro e lì sono riuscito a superarlo. Nella curva penso che sia stata la più importante dove ti giocavi la gara, infatti che avevo pensato che lì mi potevo giocare la gara e l'ho superato lì e sono riuscito a stare davanti fino all'arrivo. Bene, avete sentito Giulio Franzolin, pensate che questo ragazzo qua si è tolto il gesso di nascosto dalla mamma e dal papà, non è neanche andato a farlo togliere dal medico, perché doveva partecipare a una gara di ciclocross, che era quella. Qui si vedono i bravi corridori. Dai, Avrei fatto anch'io uguale. Ma dai, Bravo Giulio, così si fa. un mito. È Grande. partito in bicicletta e è andato. Io ho detto non potevo stare senza I ciclocross. dottori sono sempre esagerati, noi dobbiamo guarire prima di farci male. Cioè io non lo so, ci fosse qualcuno di fare un applauso, ma non ti pensavo così come la rucola, Daniele? Ma si vede che denoti una grande grinta. Allora, Marco, adesso a Buia è internazionale. Ho capito che non ci sono internazionali però, perché costano molto. Questo è il tallone d'Achille. Purtroppo i costi, innanzitutto è il primo anno che facciamo internazionale, quindi dobbiamo anche farci conoscere. A me piace fare le cose bene, quindi faremo un passo alla volta. Sicuramente in futuro avremo anche atleti stranieri. Quest'anno abbiamo voluto cominciare con i piedi per terra, dare un'opportunità anche agli atleti italiani di avere punti internazionali per non partire sempre nelle retrovie, nelle gare. Ecco, vogliamo dire l'importanza di partire davanti. Nel ciclocross è essenziale partire almeno nelle prime 2 file per poter essere competitivi con i campioni del Belgio, Olanda e di tutta Europa. Daniele, in pratica queste gare internazionali implicano una classifica e dalla classifica a punteggio tu scarti un po' più avanti quando farai la Coppa del Mondo, i campionati del mondo. Sì, esattamente, assegnano dei punteggi in base a questi... di qualifiche della Formula 1. Diciamo, a grandi linee funziona così, quindi come dice Marco l'importanza della partenza, soprattutto nelle categorie giovanili, è fondamentale. Magari nelle categorie superiori e soprattutto ai mondiali dove si vedono delle gare tattiche un po' meno, ma credo che sia fondamentale, credo che la scelta di riportare in Italia qualche gara internazionale, intanto magari anche se solo per i nostri, comunque l'importante è guardiamo a casa nostra e cerchiamo di salvaguardare i nostri corridori e il nostro settore. Beh, anche qua ci sono le eccellenze tipo Mirko Barattin che insomma si sa che lui da anni confeziona questa gara importantissima, ecco, che aiuta un po' tutto il movimento, credo. Daniele. Mirko, tra l'altro domenica l'ho tenuto con me, Mirko non è venuto su a Bassano perché avevamo l'ultima giornata dell'Interreg, un progetto finanziato dalla Comunità Europea. Noi abbiamo fatto un progetto con 55 bambini, abbiamo fatto una settimana a Monteprat, 3 giorni in Austria e un giorno a Faè con questi 55 bambini delle tre regioni. E domenica abbiamo fatto l'ultima giornata proprio a Faè, si è conclusa, quindi Mirko ha dovuto saltare a Asiago, ritornerà, lo ringrazio per la sua ospitalità, a tutta la famiglia Barattin. Credo che poi la sua gara è iniziata, io credo ho vinto la prima edizione che abbiamo fatto a Faè, adesso l'anno non me lo ricordo, forse il 2003, e credo che pian pianino un passo alla volta ha scalato, diciamo, l'Olimpo del settore come organizzazione e come gara. Credo che adesso sia riconosciuto anche bene a livello internazionale, lavorano sempre bene, quindi ha il successo che si merita. Benissimo, parlando di amatori, tu hai smesso mi pare nel 2006 a Lucca, 2005 campione italiano a Lecce, ecco, gli amatori sono una parte fondamentale, tra poco mandiamo poi le immagini della fascia 1 o fascia 2, ecco, gli amatori sono quelli che fanno uno spettacolo nello spettacolo.
e sono anche quelli che diciamo fanno andare avanti il movimento, perché comunque il settore amatoriale prima con le corse, poi investono nei materiali e non da ultimo insegnano ai ragazzini, perché comunque tantissimi di quelli che corrono insegnano anche ai ragazzini come prepararsi, come saltare un ostacolo, come seguire la vita di tutti i giorni. Insomma, anche... Ecco, su tutti c'è un certo Zoppas dal grande, e di loro che in qualche maniera gli sponsor, coloro che sono diciamo così vicini al mondo del ciclismo, come alle nostre spalle andiamo a vedere, in pratica puntano, perché è vero, il ciclo amatore è quello che spende molti soldi perché ha una passione incredibile. La passione la potremo vedere tra poco dalle immagini, perché sia la fascia 1 che la fascia 2 insomma vanno via come dei siluri, quindi buon divertimento con questa categoria amatoriale. Passiamo adesso con la fascia 1 e fascia 2, questi sono ciclo amatori, però guardate soltanto, questo campione italiano è Del Riccio, Carmine, gruppo sportivo Esercito, partono, e qua tanto per dire c'è Dal Grande, c'è Zoppas, ci sono coloro che ci hanno accompagnato in questi anni, diciamo lo zoccolo duro del vero ciclocross, Roldano. Sì, Del Riccio va fortissimo, non è ancora al 100%, comunque sicuramente quest'anno ci farà divertire. Le due maglie tricolori che vediamo, quella con la fascia 1, prima partenza per Carmine Del Riccio, e poi c'è, eccolo qua, Flavio Zoppas che per la fascia 2 che dopo si suddivise in altre fasce, in altre categorie, c'è anche l'altra maglia tricolore, quella di Renzo Valentini. Comunque la fascia 2 comprende tutte le altre categorie, le altre fasce, e due gare quindi divise, fascia 1 e fascia 2, due classifiche. Anche perché sennò sarebbe veramente con l'M5, MO, insomma, lasciamo perdere. Fascia 1, fascia 2, così anche per i nostri telespettatori è molto più chiaro anche saper disegnare quello che è il ciclocross. Tanto vediamo questo fantastico Del Riccio che fino allo scorso anno se la vedeva con gli Elite. Sì, infatti lo vedremo anche quest'anno andare molto più forte di oggi, sicuramente come dicevo prima non è ancora al 100%, sta cominciando adesso. Chi sta andando bene mi pare che sia proprio Sargenti Massimo della Serramazzoni, che è un bel corridore, sempre nelle primissime posizioni. Vediamo questo treno, qua cominciano a usare la scia, Roldano. Sargenti è stato un grossissimo atleta, poi non l'abbiamo più visto per un certo periodo, adesso è ritornato come vediamo alla grande. Ecco, vi dicevo, qua le alchimie, abbiamo visto i corridori tutti quanti come un treno, vuol dire che qua cominciano veramente ad approfittare di quelle che sono le scie. Questi sono già cioè gente che sa come correre. Sì, è gente che ha sempre corso o strada o mountain bike, comunque sono preparatissimi e oggi affrontano un tracciato non fangoso, non al 100% per ciclocrossisti come già abbiamo detto, e vediamo che anche i meno preparati riescono a tenere il ritmo dei più forti. Intanto vediamo questa bellissima palestra sommersa nel verde con le multiattività sportive, quindi un gran pregio questo per Asiago, ancora Del Riccio inquadrato, e dicevamo questo è un pregio ed è un valore aggiunto per quanto concerne questo ciclocross. Una nota va anche detta, Ottavio Paccagnella, insomma è sempre là. Ottavio Paccagnella è stato 5 volte campione italiano con i professionisti, poi una miriade di maglie conquistate con i cicloamatori. Oggi è andato pianino, comunque è sempre lì come dici tu, forse sta seguendo il figlio. Bene, abbiamo detto sta andando Sargenti, ma Zoppas è sempre lì, certo che ha un gap abbastanza non consueto, perché Del Riccio è partito insieme a Sargenti, sta soffrendo in questa parte Zoppas, però è il leader incontrastato della fascia 2, cioè lo vede interprete lui davanti a tutti. Zoppas che ha recuperato tantissimo anche nei confronti dei più giovani, di quelli della fascia 1, e testa a testa che c'era una volta fra Zoppas e Dal Grande sembra si stia per riproporre anche quest'anno. C'è stato un bel recupero di Dal Grande, anche se è partito un po' lento. Ma io sono poi convinto che anche Flavio Zoppas andrà a competere con la fascia 1. A memoria mi ricordo che fino a un paio d'anni fa, quando erano con le categorie juniores, tante volte arrivava prima degli juniores. Ma quasi sempre Zoppas, partendo pure in ritardo rispetto alla fascia 1, riusciva a riportarsi o addirittura a vincere anche con i più giovani. Oggi, come diciamo, è la prima gara, quindi è l'inizio del ciclocross. Staremo a vedere, abbiamo visto ancora una bella azione del dorsale 117 Sargenti Massimo, ma abbiamo visto anche Del Riccio Carmine che sta andando sempre un po' meglio, abbiamo visto man mano che ci sono i giri sempre lì davanti, ha un'ottima pedalata, come ottima la pedalata è di questo fenomeno che dà il nome Flavio Zoppas, veramente. Poi Flavio Zoppas è figlio d'arte, ricordiamolo. Intanto vediamo un bel primo piano di Dal Grande,
anche lui sta cercando, forse ha qualche chilo in più dal Grande rispetto allo scorso anno. Sì, è partito un po' lento, ma vedrai che più avanti Del Grande ritornerà ad essere quello che conosciamo. Comunque stiamo parlando di nomi già conosciuti, invece che ha fatto vedere una bella gara, quindi che ci ha dato soddisfazioni, è stato un nome nuovo. Joseph Martin, corridore alto attesino, è arrivato subito alle spalle di Zoppas. Intanto vediamo la bella vittoria di Sargenti Massimo della C Serra Mazzoni su Del Riccio, lo vediamo con la seconda telecamera a Carmine, gruppo sportivo Esercito, e qua poi vediamo chiaramente, qua ancora Del Riccio, una stand innovation per lui, ha gareggiato alla Stragrande, deve ancora affinare la forma, però una bella piazza, una seconda piazza per lui importante. Intanto vediamo un fulmineo Flavio Zoppas che si aggiudica la terza piazza senza tanti problemi su Joseph Martin della Vinchagau, quello che nominavi tu, Roldano, poco fa. Adesso di nuovo in studio per i commenti, tra poco le interviste ai vincitori e coloro che in pratica indossano la maglia di capo classifica. Sargenti Massimo, prima vittoria e prima casacca. Sì, sono tornato al mio vecchio amore, visto che io ho sempre corso anche da più giovane, ho i figli e ragazzi da Serra Mazzoni che corrono, quindi allenando un po' loro mi è tornata la voglia e la passione di gareggiare. Oggi è andata bene, una bella giornata, un bel percorso, quindi è andato tutto bene. Flavio, noi come telecamere possiamo saltare anche un anno, ma tu non salti mai. Io no, così finché il fisico mi sostiene io cerco di andare avanti perché mi diverto troppo. Una bella pedalata, ma dove trovi la passione? Tu dici ancora ti diverti troppo, hai già una bella età, però l'entusiasmo dei ragazzini. Non so, sarà di famiglia perché mio padre è sempre stato grande appassionato, è stato anche un corridore abbastanza forte e si vede che la nostra famiglia è così. Ma non posso fare tutto io, non posso fare... Ma alza, io vi pago così, ma è incredibile sta gente, guarda. Ma alza, fate qualche cosa anche voi. Pontoni, allora tu hai visto Zoppas, anzi, Zantone, hai visto Zoppas, e non ti viene voglia di... No, ma guarda che sono tutti comunisti questi qua, hai capito? Cioè, dopo li carica sul furgone lui, non sì, preoccuparti. No, non voglio di fare niente. Stai attento, ma non ti viene la voglia di ripartire, andare in sella? Guarda Zoppas. Ma adesso abbiamo 70 ragazzini in squadra, qualcuno deve anche gestire la parte burocratica, no? Allora lasciamo fare agli altri la parte tecnica. Daniele, a te non viene in mente? Tu Non è che ha 70 ragazzini, c'ha 70 kg in più quello, anche. Non volevo dirlo io. Però a te non viene mai la passione di dire, mi piacerebbe di nuovo gareggiare, so che vai ancora in bicicletta. No, io vado in bici e mi diverto a fare quello che faccio, ho trovato la mia dimensione. Per questo devo ringraziare Marco, perché lui con i bambini è lui che mi ha, diciamo, ricoinvolto in questo mondo, perché io mi ero un po' staccato quando ho smesso, quindi lo devo ringraziare. Ho trovato la mia dimensione con loro, come ho detto, vado in bici, mi diverto. Il numero da quando l'ho tolto non l'ho più rimesso e la mancanza di questo non la sento. Cosa tu pensi, che il ciclocross sia migliorato o peggiorato? Prima si diceva che è migliorato perché chiaramente bisogna fare tante gare, è un po' come il calcio, un calendario infinito. Una volta si smetteva quando era settembre, poi dopo ci si riposava, diciamo ottobre forse le ultime gare, poi fino a marzo non si riprendeva più. Oggi invece è tutto un po' più frenetico. Ma quello che è migliorato, io ti dico un pensiero mio, credo che forse cominciare a correre così presto non vada tanto bene, sarei più... Se cominci l'attività 2 o 3 settimane più tardi forse sarebbe meglio, e magari riempire più il calendario nei momenti più importanti, nelle vacanze di Natale, magari mettere qualche corsa in più. Per il resto i percorsi sono cambiati, perché comunque è l'UCI che detta certe regole, certe linee, sono diventati più veloci. Indubbiamente sono più appassionati, spettacolari, perché fino all'ultimo non sai chi può vincere. Forse tecnicamente si toglie qualcosa di importante a questa disciplina. C'è stata una diatriba negli anni passati, un po' anche mossa da Remo Moso, il quale voleva a tutti i costi che in qualche maniera il ciclocross fosse più veloce, perché la velocità in pratica in qualche maniera arricchiva lo spettacolo. Anche io sono d'accordo con questo tipo di analisi, però forse il ciclocrossista alla longo gli piacerebbe vedere più corsa, più fango. È la tendenza che ormai c'è a livello internazionale di velocizzare i percorsi. Oggi Daniele è stato a provare il nostro percorso e mi ha detto che è impegnativo.
Quindi bisogna stare in scia, un po' come qua ad Asiago. La scia conta adesso. Ci sono tratti da fare a piedi che secondo me taglieranno le gambe a più di qualcuno, anche perché siamo a inizio stagione, quindi... Ce lo dici quasi col sorrisino criminale. Tanto non corro io. Quello sì, bravo. Allora, adesso andiamo con la solita copertina. Abbiamo detto tante volte che le telecamere chiaramente raccolgono momenti che sono in qualche maniera multimediali, si vede lo sforzo fisico, lo sforzo atletico, si vede quando cade la catena, ma ci sono dei momenti altresì molto importanti che sono dei click, e allora con la famiglia Bolgan e con Sport City la copertina, che oramai è un'usanza per questa trasmissione. Andiamo via con Foto Bolgan e Sport City. E grazie a Francesco e alla famiglia Bolgan. Francesco è qua, non si vede, ma è qua con noi, sta guardando che tutto vada bene. Abbiamo raccolto alcune interviste ad Asiago, anche a Scotti, ma soprattutto alla famiglia Guerciotti, la quale veramente come famiglia è una di quelle famiglie che insomma il ciclocross ce l'hanno nel cuore. Ed è un bel punto di riferimento, sono quelle persone che in qualche maniera sono dei fari, nel senso se loro investono molto su queste attività vuol dire che l'attività potrebbe anche un domani rivelarsi redditizia, ed è un po' quella la croce delizia del ciclocross, perché insomma in qualche maniera non gravitano molti interessi. Quindi via alle interviste di Asiago. Beh, qua abbiamo la famiglia Guerciotti, papà e figlio. Allora, una considerazione va fatta. Noi il piacere di aver dato la notizia per primi che Franzoi faceva parte della famiglia Guerciotti. Intanto un investimento che credo che sia prima per l'uomo, poi per l'atleta. Sì, infatti avere nel nostro team un ex campione del mondo come Enrico Franzoi, devo dire che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione, in quanto siamo stati in contatto con lui per 3 anni, 2003, 4, 5, non è andato in porto. Infatti come battuta spiritosa a un Gran Premio Guerciotti l'ho detto: tanto da noi devi passare, no? Comunque è un piacere, quest'anno abbiamo uno squadrone, lo testimonia i risultati di oggi con 3 vittorie su 3 categorie, con Cuciniello, Bertolini e Arduffi, e direi che siamo molto contenti e siamo a metà giornata comunque. Alex, volevo dire, le montagne non sono sempre là, un po' come la famiglia Guerciotti, ci sono tanti sponsor che gravitano intorno al mondo del ciclocross, spesso alcuni vengono, poi vanno via, non c'è un impianto stabile. L'impianto stabile è proprio i Guerciotti. Sì, sicuramente per noi il ciclocross, più che da un punto di vista commerciale, è una passione, un amore. Infatti è da numerosi anni che siamo presenti nel ciclocross, abbiamo vinto campionati del mondo, maglie di campione italiano, e ovviamente per noi oggi è un orgoglio avere una squadra con 12 atleti, con 2 maglie tricolori, un ex campione del mondo come Franzoi, e quello che facciamo sicuramente per questo sport, per fare in modo di farlo crescere sempre di più e per farlo tornare ai passi di un tempo, e magari in futuro avere un ciclocross a livello come in Belgio. Fausto Scotti, allora oggi si parte da Asiago, ci sono delle indicazioni interessanti, un movimento che comunque sta crescendo mai come quest'anno, e insomma è una bella indicazione per quanto sarà poi il momento del mondiale, però già da qua si potranno vedere tante cose. Ma secondo me è importante già vedere Elite e Andre, sono cresciuti tantissimo, avevamo pochissimi numeri, quindi sono gli atleti che abbiamo preso a battesimo già 7 anni fa, e molti di loro sono passati Elite, continuano ad esserci, il numero è cresciuto, questo è importante. I bambini oggi sono stati tantissimi, grande riscontro di nuovo con l'attività femminile, quindi questo è veramente fare un plauso proprio a chi le segue, queste ragazze. Guerciotti ha parlato insomma di un Enrico Franzoi in grande rispolvero, ma soprattutto per lui un grande orgoglio averlo nelle sue fila.
Ma diciamo che da quest'anno con Enrico è stato fatto un buon discorso, come tutti gli altri atleti, di onorare un po' le tappe del Giro d'Italia e anche le gare in Italia, non sempre andare all'estero, perché poi dopo si torna nel dimenticatoio per chi non segue poi il ciclismo. È un ragazzo che sta crescendo con tranquillità, i suoi primi obiettivi saranno adesso l'inizio dei prove di Coppa del Mondo. È entrato di nuovo a far parte di una squadra italiana con la Guerciotti Mighe, quindi questo è molto importante. Bene, siamo rientrati in studio. Allora, telegrafico, cosa pensi della famiglia Guerciotti? Una montagna. Io ho corso 5-6 anni con Guerciotti, con Paolo, ho vinto un mondiale con loro, abbiamo gioito assieme, credo che per la specialità sono la squadra numero 1 e la loro voglia comunque di rimanere, di proporsi ed è incommiabile. Franzoi ha fatto bene. Franzoi credo che lui sappia, ormai è un'età, è grande, sa cosa deve fare, si è scelto lì, avrà avuto i suoi buoni motivi. Fausto Scotti. Fausto, il commissario tecnico, chiamarlo commissario tecnico mi viene quasi male perché abbiamo fatto i primi ritiri in nazionale, li abbiamo fatti assieme, abbiamo condiviso delle vacanze e molti giorni della nostra vita assieme, quindi un saluto e in bocca al lupo per la sua attività. Allora, Marco Zontone, diamo via la gara con gli juniores, me la citi tu? Diamo via con gli juniores? Via con gli juniores. Ma sì, dai. Altra tornata di gare, qua adesso interpreti saranno juniores, li vediamo già nasti di partenza e subito dopo avremo le donne in pratica, qua possiamo già dire tutte le categorie sono già delle professioniste qua le donne. Sì, sono donne junior, under 23, elite, master woman, quindi un'unica classifica. E qua abbiamo veramente dei grandi nomi, la Valentini, la Elena Valentini, Vania Rossi, l'Arzuffi, Alice Maria della Selle Guerciotti Elite insieme a Cuciniello Francesca. Vediamo un bel ritorno di Mara Dal Borgo, sono felicissimo per lei dopo l'incidente capitatogli veramente 2 anni fa, eravamo mi pare a Bolzano, insomma non mi ricordo bene, che scivolò e si ruppe un braccio, povera. Comunque siamo contenti di vederla qua in splendida forma, gli facciamo gli auguri e speriamo che quest'anno sia ricco di soddisfazioni per lei. Ma ne abbiamo altre, abbiamo anche Lenia Lazzaro, campionessa italiana dei giornalisti, insomma un bel numero lo ha fatto. Sì, d'accordo, è sempre una soddisfazione per un concorrente indossare una maglia tricolore. Poi porta sempre l'inno nazionale e quindi la cosa non guasta. Andiamo a vedere ancora qualche fase di questa gara. Tanto vediamo qua le donne, ricordiamo un'ampia sintesi è stata anche offerta dalla RAI e quindi per il movimento queste cose sono molto molto importanti. Andiamo a vedere alcune, abbiamo visto anche Alessandra Signola, Nicoletta Bresciani, leggermente un po' fuori forma la Nicoletta, sicuramente recupererà fino a questo punto, la vediamo un po' nella pancia del gruppo. Quindi andremo a vedere come si disegneranno e come saranno anche le donne, ma tutti gli atleti come miglioreranno man mano. Sì, a proposito di Nicoletta Bresciani, una veterana del ciclocross, è stata campionessa italiana nel 2001 a Castelnuovo Garfagnana, nel 2002 a Sassuolo, nel 2003 a Bassano del Grappa, nel 2008 a Scorzè. Io poi dopo guardo quanta passione tu ci metti, Roldano, a mettere tutti i numerini. Uno dovrebbe venire a vedere la tua agenda, non c'hai il computer, ma il computer ce l'hai nella testa e nei tuoi foglietti. Abbiamo ancora visto alcune sgroppate di questi atleti. Ricordiamo che il ciclocross non è certo una passeggiata, qua bisogna avere gambe, bisogna avere del talento per poter andare in bicicletta, non è semplice come fare tante volte una gara su strada, qua si va tutta dall'inizio alla fine. Intanto vediamo la campionessa italiana Vania Rossi che è in pratica capogruppo di questa lunga scia di atleti. Sì, a proposito della partecipazione delle donne, gran parte di queste sono, come abbiamo visto prima, sono state quasi tutte campionesse italiane, quindi sono tutte specialiste del ciclocross. Intanto abbiamo visto anche Beatrice Camatta con il dorsale numero 36. Ancora un bel momento, questi qua sono i ragazzi juniores ci sono veramente bei nomi, poi certo quando arriverà il Federico Zurlo darà ancora di più importanza alle gare. Abbiamo la Libertas Scorzese con Zoppas, Pellizzato, Casanova, Velasco, Gallo Michele,
Jenny Fontana per quanto riguarda la Melavi Tirano Bike, poi man mano riusciremo anche a conoscerli meglio, perché insomma sono 4 mesi lunghissimi e quello che dicono tutti anche nel ciclocross, come dice anche Fausto Scotti, il ciclocross crea familiarità, crea un nucleo importante dove tutti ci si conosce, tutti si vogliono bene. Sì, d'accordo, come d'altronde anche il ciclismo su strada, diciamo sono quasi sempre i soliti che a forza di frequentare i bordi delle strade fanno amicizie, sono i genitori dei corridori, le fidanzate, il pubblico, che praticamente è quasi sempre quello, e si formano delle amicizie anche con legami molto stretti. Tanto abbiamo visto la Nicoletta Bresciani, questa è un po' una staccionata abbastanza alta, quindi implica parecchio sforzo da parte delle atlete, più delle atlete che dei maschietti. Intanto abbiamo visto ancora la Cauz Francesca. Insomma, questa è la fase, diciamo, più importante della gara, dove davanti insomma tutte se la stanno giocando, perché le vediamo le migliori, sono tutte posizionate in testa alla classifica, in testa in questo momento alla gara. Sì, si è fatta vedere molto bene anche l'altra campionessa italiana, Elena Valentini, ricordiamo che lei 3 titoli, l'ultimo in gennaio scorso a Roma. A proposito del campionato italiano, l'anno scorso eravamo al caldo a Roma nonostante fossimo nei giorni dell'Epifania. Quest'anno Epifania ci sarà la punzonatura, il giorno dopo il 7 e l'8 saremo a Bolzano, quindi sarà sicuramente molto più freddo di Roma. Siamo alle fasi finali di questa gara, juniores con Gioele Bertolini che lo vediamo, secondo Pedante e terzo Radaelli. Per quanto concerne le donne abbiamo un arrivo veramente garbugliato. Francesca Cuciniello della Selle Italia Guerciotti vince senza nessun problema, si classifica Vania Rossi al secondo, Arzuffi terza, però per questa scorrettezza viene declassata la Vania Rossi in terza posizione. Ne parleremo in studio se è stata corretta l'indicazione dei giudici. Cosa vuol dire intanto? La faccio a tutti e tre la domanda. Lavorare in un team come questo dove il faro è secondo noi il campione del mondo sempre, Enrico Franzoi. Vabbè, io mi sto trovando bene, mi sembra proprio una bella squadra familiare, mi sto trovando bene e sono contenta comunque della squadra, era anche meglio di ciò che mi aspettavo. In questo team mi sono trovato molto bene, devo ringraziare la famiglia Guerciotti perché ci aiuta in tutto e ci ha dato i materiali per essere competitivi. Comunque competere con un atleta come Vania Rossi non è facile, però comunque un po' l'aiuto delle mie compagne, un po' di grinta come riscatto dall'anno scorso ha portato sì a questo risultato. Tutto io devo fare qua, tutto io, colpa dei sindacati, anche il fotografo. Daniele, allora, hai visto la scorrettezza della Vania Rossi? Secondo te era una scorrettezza oppure è stata forte? Come diceva Boscov, rigore è quando arbitro fischia. Se i giudici hanno deciso di declassare probabilmente hanno visto una scorrettezza, non si è visto molto bene, magari bisogna andare a vedere un attimo prima, ma comunque poi alla fine cambia poco, secondo o terzo, magari rimane il gesto, ma dai, è la prima gara, magari sono stanche, quindi... Gioele è un bel corridore. Corridore molto forte, primo anno nella categoria, già a vincere la prima gara. Io l'ho visto in gara veramente fare delle grosse accelerazioni, se il buongiorno si vede al mattino speriamo bene. Adesso andremo con la categoria leader, Elite e Under 23, dove ci si aspetta qualcosa da Franzoi, ma insomma ce ne sono, c'è Cominelli, poi se arriveranno anche i grandi big dei juniores con Zurlo e chissà anche un certo Fabio Aru nel ciclocross, perché mi pare che faccia parte della nazionale Fabio Aru. Beh, è stato in nazionale anni fa, ha fatto il mondiale di Treviso se non ricordo male, e diciamo che secondo me è una pedina che è stata molto importante per Fausto Scotti, che l'ha voluto nella nazionale anni fa e che adesso dimostra che il ciclocross fa bene anche per la strada. Questo, guarda, io sono convintissimo. Andiamo via con le immagini degli Elite e degli Under 23, una bellissima gara che ha avuto anche gli onori della RAI. Grazie. Ultima gara in programma ad Asiago con gli Elite Open e quindi Under 23, la gara delle gare. Qua vediamo i più grandi, vediamo che l'atteso Franzoi, ma Marco Ponta,
ce ne sono tanti. Chiaramente abbiamo visto prima la Elena Valentini, anche lei di Bolzano dovrà far bene per i campionati, ma c'è un certo Mirko Tabacchi che comunque corre con un team trentino, anche loro si prepareranno al meglio per quello che sarà l'appuntamento nazionale. Sicuramente, sappiamo, questa è la prima gara, quindi ancora non sono tutti al 100%. Adesso man mano, gara dopo gara, vedremo sempre sicuramente usciranno pian piano quelli che intendono far bene sia agli italiani e ai mondiali. E qua vediamo già subito uno scatenato Silvestri, Elia Silvestri è un under 23 che però sta dando la pastetta un po' a tutti, pronti e via, si vede che ha una bellissima gamba ed è promettente questo ragazzo. E sicuramente ha una gamba già pronta, perché io l'ho visto già gareggiare in gare su strada. Il 1° maggio ha corso a Roncadelle, allo sprint è arrivato secondo alle spalle di un certo Peron che ha già 5 vittorie. Quindi si potrebbe anche lì ipotizzare che in un arrivo in volata tra Franzoi ed Elia Silvestri, insomma lì ci sarebbe da ridere, perché anche Franzoi è veloce. Ma Silvestri è sicuramente più veloce, diciamo Franzoi spinge altri rapporti. Ha una potenza veramente importante. Ma oggi qua vedremo come si disegnerà questa gara, intanto vedere come si comporterà Cominelli, che sta facendo bene fino a nel primo avvio, ma c'è un certo Marco Bianco, centro sportivo esercito, Marco Ponta, ricordiamo che sono 2 atleti che il ciclocross lo respirano quasi tutto l'anno, loro ce l'hanno nel sangue. Sì, ma Ponta ha sempre corso tutto l'anno, l'ho visto tantissime volte su strada, sul mountain bike, adesso impernia la sua stagione sul ciclocross, quindi sono corridori che rimangono in sella 12 mesi all'anno. Vediamo ancora nelle prime posizioni Lea Ceselia Silvestri, Franzoi, insomma Cominelli, insomma tutti i migliori. Qua abbiamo anche Gambino. Insomma in qualche maniera ritornano un po' i vecchi nomi che hanno accompagnato in questi anni. Vediamo anche un altro forte figlio, Paccagnella figlio, uno che ha del talento. Paccagnella è cresciuto, è nato nel ciclocross e sta dimostrando di essere un vero ciclocrossista. Avremo un'assenza importante quest'anno, quella di Matteo Trentin, che adesso è professionista, quindi non credo partecipi al ciclocross. Una grave perdita, perché è un po' come il discorso che facevamo anche in studio la settimana scorsa, queste potenzialità, queste eccellenze che vanno via al ciclocross, speriamo che facciano bene su strada, ma vedendo l'esperienza anche abbiamo visto anche ragazzi di Lamont, ma insomma che poi dopo stentano in strada, vediamo Malacarne. Sì, Malacarne possiamo dire che ha conquistato il mondiale, l'anno dopo non ha più corso, ha corso pochissimo e dopo ha smesso. Adesso andiamo a vedere alcuni nomi, mi fa piacere intanto vedere di nuovo Domenico Maria Salviani, il ragazzo di Castello Madama, che si sta riprendendo da una fase abbastanza alternante, era un fenomeno fino a juniores, poi ha avuto un leggero calo, adesso sta riprendendo. Sì, sicuramente per lui il passaggio di categoria, oppure non quanto il passaggio di categoria, ha vinto tantissimo, era il migliore in assoluto fra gli allievi, poi pian piano si è spento, ma ha ancora la classe per emergere. Mirko Tabacchi è sempre lì, ottimo corridore, sempre davanti, sempre battagliero, sempre nelle primissime posizioni. E poi dopo bisogna fare un commento speciale per Alessandro Fontana, che ho detto erroneamente sei 42 anni, lui mi ha detto no perché li compirò a marzo mi pare, quindi voglio dire, però se non è a 42 poco ci manca. Sì, è nato nel 1970, è sicuramente per più anziani, però anche lui è cresciuto in bicicletta e in bicicletta lo troviamo ancora dopo a 40 anni. Difficile smettere per certi atleti. E sono ormai innamorati di questo mezzo che difficilmente riescono ad abbandonarlo. Bene sta facendo anche Luca Braidotto del gruppo sportivo forestale, anche Pietro Santini del team Protec, quindi questi sono un po' coloro che si stanno diciamo così facendo vedere maggiormente rispetto ad altri. Questo è un Elia Silvestri in rincorsa, purtroppo ha subito un incidente e per cui lo vediamo adesso che sta per intraprendere questo ostacolo, vediamo l'incidente, povero lui, una sfortuna sfacciata perché era in prima posizione e adesso ha dovuto perdere parecchio. Ecco, nel ciclocross conta anche la buona sorte. D'accordo, perché è molto facile forare o rompere la bicicletta diversamente dalla strada, quindi ci vuole tanta fortuna. Quindi abbiamo visto Silvestri, sfortunatissimo atleta, ma d'altronde la sfortuna nel ciclocross ci sta un po' come la fortuna. Il problema è che quando prendi tanta distanza da coloro che tirano è difficile poi dopo riprendere la scia
per vedersela poi in un'ipotetica volata, anche se oggi il terreno era un terreno di quelli velocissimi, medie da 35 km/h, quindi di tutto riguardo, ma lì adesso abbiamo visto che c'è un certo Cominelli, guardiamo con quale piglio va via. Mi pare un po' intruppato Franzoi, perché tra Ponta e Bianco non sanno cosa fare, gli tocca tirare molto a lui, e qua tirare vuol dire spendere molte energie. Cominelli va via, invece non collaborano i due del centro sportivo, il centro sportivo Esercito. Beh, diciamo anche per Franzoi, io parlavo con lui un mese fa, quest'anno vuole puntare soprattutto con una preparazione grande all'estero in vista dei campionati del mondo. E intanto vediamo la vittoria di Cristian Cominelli, che vince su Enrico Franzoi, che ha dovuto veramente tirare sempre lui, e quindi Ponta Marco e Bianco Marco del centro sportivo, insomma, non hanno collaborato per paura di essere, diciamo così, beffati nell'arrivo. Quindi seconda piazza per Enrico Franzoi. Per quanto concerne gli under 23, lo vediamo uno sfortunatissimo Elia Silvestri, che sono convinto che senza quell'incidente meccanico se la sarebbe giocata come primo assoluto. Poi abbiamo Falaschi Brian della Selle Italia Guerciotti e Igor Smarzaro del Carraro Team Trentino al terzo posto. Una bellissima gara, molto veloce Roldano. Sì, molto veloce, velocissima, però sono emersi i campioni di questa disciplina. Di nuovo in studio Enrico Franzoi, insomma, questo è un Giro d'Italia del ciclocross vero, un Cominelli insomma a tutta, un po' forse di rammarico. Sì, beh, no, rammarico no, perché comunque io sono indietro di condizione. In concorde con la squadra partiamo piano, ho fatto mountain bike per cui ho tanta forza e poco ritmo, e pian piano con le corse riprenderò la mia condizione migliore. Secondo me è meglio fare così, perché in base anche all'esperienza di altri anni, che partivo già a pieni giri, poi verso gennaio avevo un grosso calo e negli ultimi 2 anni si è visto, non riuscivo ad esprimermi al meglio. Silvestri, insomma, è andata bene, hai avuto anche un guaio meccanico, hai recuperato, eri comunque primo assoluto, ma prima negli under 23 è un bel botto come inizio di questo ciclocross. Sì, diciamo una vittoria di categoria col morale fa sempre bene. Diciamo, avevo altre aspettative, vedendo anche come sono andato domenica scorsa alla prima corsa internazionale, che ho fatto quinto quando c'era un parterre col campione del mondo e così, però oggi causa un piccolo problema al cambio, ci accontentiamo della vittoria in categoria. Nel ciclocross conta anche la buona sorte. Ma diciamo che è fondamentale, non conta, però diciamo è un buon compenso tutte e due, sia la buona sorte, la condizione, la tecnica di guida, tante piccole cose che fanno il risultato finale. Ebbene, siamo proprio in chiusura. Allora, si è lamentato un po' Franzoi che non hanno tirato il gruppo Esercito, però tu non dissentivi un po'. Secondo me Ponta ha tirato. Io ho visto Ponta parecchio avanti, ero lì ai box e suo papà gli urlava di stare un po' più tranquillo, perché nella zona bassa del percorso era sempre lui nelle prime posizioni. Elia Silvestri dove lo poni? Grande corridore. Elia Silvestri ha già fatto vedere qualcosa di molto importante negli anni scorsi. Avendo fatto l'attività su strada si è visto già, come ha detto lui, dalla prima gara in Svizzera arrivare quinto con atleti del calibro che c'era nella gara in Svizzera. Credo che farà un buon risultato e lo metto tra i favoriti, a parte per domenica per la gara di Buia, per il campionato europeo a Lucca il 6 di novembre. Penso possa essere uno degli atleti che possa vestirsi con la maglia blu. Appuntamento per Buia alle ore 10, mi pare la partenza. 10:15 con gli amatori. Quindi saremo tutti là. Io vi ringrazio Giorgio Stocchero per la partita di 9 con gli amici di San Patrignano, grazie anche a Marco Zontone e soprattutto a te, caro Daniele Pontoni, che sei stato veramente bravo. Ti facevo più antipatico, invece sei una persona squisita e voglio dirlo a tutti i nostri telespettatori. L'appuntamento è per bianco o nero, per chi volesse seguirci lunedì sera alle ore 21, sempre in diretta, uno speciale importante, lo speciale sul Vajont. Avremo qua il sindaco Pezzini, il sindaco di Longarone e Mauro Corona. Parleremo proprio di quella grave strage che nel 1963
fece 2018 vittime. Per onor di firma e soprattutto anche per onor di cronaca, su TV a Vicenza, proprio in questi minuti, se volete cambiare canale, ci sarà la gara di Thomas Casarotto, il ragazzo scomparso circa un anno fa. Per Scratch è proprio tutto, l'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre e come al solito, strepitosamente in diretta. Grazie. I'm the Invisible Man.